Allora, obbligo di iscrizione. Presidente Giovanna Capuzzo, siamo sempre collegati con lei, così chiudiamo bene questo argomento e ci torneremo, per carità, perché sappiamo che non è semplice, ma ricordo sempre ai nostri telespettatori che la puntata la potete rivedere in replica sul sito, per cui quando vi trovate in questa situazione, puntatina, la vedete, e tutte le spiegazioni della Presidente Giovanna Capuzzo di Federconsumatori su questo tema. Prego. Sì, appunto, come avevamo detto, gli operatori che svolgono queste attività sono costretti in qualche modo dalla normativa a iscriversi a questo registro, però abbiamo visto appunto altrettante volte ci sono purtroppo società di fatto non legali che operano in maniera appunto non rispettosa della legge e quindi di fatto sono quelli che in maniera impropria ci vengono a contattare con molta insistenza, e questo è un problema che sicuramente noi come Federconsumatori porremmo al garante per la protezione dei dati, ovviamente anche al ministero competente, oltre che alla Fondazione Ugo Bordoni, che ben sappiamo è quella che gestisce di fatto il registro pubblico delle opposizioni, seppure effettivamente questo è un elemento abbastanza noto, però in questo caso insomma quello che noi possiamo fare, oltre alle dovute segnalazioni, è quello di invitare ovviamente tutte le società, per ovviamente obblighi di correttezza e trasparenza nonché serietà, a ovviamente rivolgersi a società che operano nel legale e quindi a tutte quelle che correttamente si iscrivono all'interno del registro pubblico delle opposizioni, l'atto aziende, e che quindi poi rispettino quanto previsto, ovvero contattino o non contattino l'utente in base appunto alle sue volontà, ovvero al rilascio o meno del consenso. In questi ultimi periodi, proprio perché insomma la situazione è abbastanza calda, anche perché abbiamo visto, sempre in relazione al sondaggio, che le società che maggiormente contattano sono quelle relativamente alla fornitura di energia elettrica e gas, e particolarmente nell'ultimo periodo insomma si erano intensificate, fin tanto che fortunatamente è arrivata la proroga anche per il mercato del gas e il mercato tutelato, però abbiamo visto che insomma anche una compagnia molto importante è stata di recente sanzionata dall'autorità competente per la pratica insomma aggressiva e per le informazioni fuorvianti che aveva rilasciato ovviamente in fase di contatto con l'utente. Mi sto riferendo ovviamente al fatto che venivano erroneamente pubblicizzate insomma la chiusura del mercato tutelato, e quindi si faceva in qualche modo una sorta di pressing nei confronti dell'utente, dicendogli che appunto si doveva affrettare a stipulare un nuovo contratto perché la sua fornitura sarebbe cessata di lì a breve, e quindi molto probabilmente quest'utente sarebbe rimasto senza la fornitura di quel servizio, cosa che assolutamente non è vera, non sarà comunque vera anche qualora il mercato tutelato per l'energia elettrica e il gas cesserà, perché in ogni caso viene garantita una continuità di fornitura. Ci mancherebbe anche insomma che per delle scelte di natura generale ce ne rimetta l'utente, certo, e che quindi non possa più avere dei servizi. Vediamo le sanzioni, perché ci sono anche delle sanzioni, no? In questo caso. Aspetta un secondo che leggo un messaggio, solo leggo un messaggio che è arrivato. Buongiorno, vorrei capire come è possibile che al numero di cellulare si ricevano chiamate indesiderate, i numeri sono privati, dov'è la privacy? Capisco la giusta contestazione del nostro telespettatore o telespettatrice. Il problema è che appunto comunque nel momento stesso in cui noi attiviamo una numerazione telefonica, se avete presente insomma nelle condizioni di contratto c'è comunque una parte che riguarda il trattamento dei dati. Allora, prima di tutto la società stessa è autorizzata obbligatoriamente al trattamento dei dati che noi rilasciamo. Dopodiché bisogna vedere se all'interno di queste condizioni che regolano la tutela della privacy erano state indicate la possibilità di essere contattati da soggetti terzi che collaborano con il principale operatore al quale noi ci siamo rivolti per l'attivazione del servizio o meno. Dopodiché, come si diceva prima, c'è comunque una sorta di operatività illegale per la quale capita che ci siano anche uno scambio di dati non prettamente, certo, assolutamente non legale. Ecco, ritorniamo sul discorso quindi anche con la slide di supporto per quanto riguarda le sanzioni. Sì, quindi nel momento stesso in cui è stato definito appunto l'avvio di questo nuovo registro delle opposizioni, di fatto, come potete vedere dalla slide, sono state previste delle sanzioni molto pesanti proprio per disincentivare queste società all'utilizzo fraudolento di queste forme di contatto ai fini commerciali, e come vediamo
insomma non è da poco comminare una sanzione che è pari a 20 milioni di euro oppure un 4% del fatturato qualora questo fosse ovviamente inferiore ai 20 milioni di euro. Quindi ben capite che il deterrente che il legislatore ha voluto mettere era molto importante e di fatto questo doveva servire a far sì che appunto azioni come quelle che vediamo adesso di contatto venissero man mano scemando proprio per la presenza di sanzioni importanti. Purtroppo appunto vediamo che non è stato così. Chiaro. Allora, proprio per ribadire come ci si può tutelare, vediamo la slide, cioè se le telefonate continuano nonostante questa benedetta iscrizione e perché? Allora, purtroppo, vabbè, al di là del fatto di invitare tutti all'iscrizione del registro pubblico delle opposizioni, di fatto queste sono, diciamo, le soluzioni formali esistenti. Quindi presentare un reclamo formale al garante della protezione dei dati personali a mezzo raccomandata OPEC o addirittura attraverso un form dedicato all'interno del sito dell'autorità che in base a quanto previsto dall'articolo 144 del codice della protezione dei dati personali ha istituito proprio una sezione dedicata per segnalare tutte le violazioni relative appunto al telemarketing. È un form abbastanza semplice in cui l'utente andrà a indicare con quali modalità e da chi ipoteticamente è stato contattato. Dico ipoteticamente perché ci sono molti appunto operatori nel settore che inizialmente si spacciano per lavorare per un determinato società, poi alla fine si scopre che in effetti lavora e procaccia i clienti per conto di altri. Quindi comunque stare attenti alle chiamate provenienti da numeri che non conosciamo, fare appunto eventualmente questa segnalazione al garante per la privacy o addirittura all'autorità. Dopodiché in autonomia il consumatore, oltre ad apportare particolare attenzione quando sottoscrive un contratto o anche quando visita un sito, quindi ponendo particolare attenzione a tutti i consensi che si rilasciano, ovviamente adesso per quanto riguarda la telefonia mobile, la maggior parte degli smartphone consente di bloccare determinate chiamate. Quindi oltre al consiglio generico che diamo sempre quando si ricevono telefonate promozionali, non rispondere, oppure se si risponde attenzione a tutti i sì e a tutti i consensi che vengono rilasciati. Nel momento stesso in cui si mette giù il telefono e non si vuole più ricevere la telefonata da quel determinato numero, mettere ovviamente utilizzando le opzioni dello smartphone il numero all'interno della blacklist o comunque bloccarlo in modo tale che in futuro non possiamo più essere contattati da quel fornitore. Perfetto, grazie mille. C'è un altro messaggio che è arrivato, adesso parliamo comunque. Visto che ora il mercato tutelato è conveniente, posso chiudere il mio contratto libero e tornare al tutelato? Forse allora, fate sì, Sì, di fatto è ancora possibile proprio perché c'è stata la proroga al 2024. Stiamo attenti però che non tutte le aziende sono adesso autorizzate a fornire il servizio utilizzando le tariffe previste dal mercato tutelato. Quindi nel caso in cui uno voglia ritornare dal mercato libero a quello tutelato, in alcuni casi sarà costretto a cambiare fornitore. Però la questione è ancora possibile. Ok, perfetto, grazie mille Presidente. Passiamo Presidente qua di Federconsumatori di Padova, perché il tempo a disposizione vola letteralmente. Allora, lei invece si occuperà di un'altra questione molto interessante, quella dell'inflazione che sta erodendo i guadagni dei cittadini, sta mettendo in croce un po' tutti. Di che cosa si tratta? Anche qua abbiamo delle slide di supporto. L'inflazione è un problema abbastanza serio. Avevamo dimenticato questo fenomeno che va a erodere appunto il benessere di tutte le famiglie. Probabilmente non ci siamo resi conto che potesse raggiungere un indice così elevato. Questo non solo in Italia ma anche in Europa e anche se in misura minore negli Stati Uniti, da dove poi partono tutti i fenomeni di questo mondo. Ecco, l'inflazione però così alta, tutti ci chiedono e spesso anche a contatto con i nostri consumatori ci dice: ma perché questa inflazione è così alta, non ce la faccio più a star dietro ad acquistare beni? L'inflazione è stata causata da 3 fattori principalmente, che sono la pandemia sicuramente ha causato un
un fermo di tutte quelle che erano molte attività, ma soprattutto ha segregato in casa per un periodo abbastanza lungo tante famiglie che non hanno speso soldi per forza maggiore e che comunque si sono viste costrette a rinunciare a determinati beni e a determinati servizi proprio per l'impossibilità di muoversi liberamente. Questo cos'è che è successo? Quando la pandemia ha rallentato la morsa, tutti hanno avuto una certa predisposizione a spendere di più, a richiedere più beni, a richiedere più servizi. Quindi l'economia è ripartita ed è ripartita in modo abbastanza violento. Questo ha fatto sì che contemporaneamente si registrasse una sproporzione tra domanda e offerta in un dato periodo, che è sempre quello, il nocciolo della questione, il periodo in cui i fenomeni si manifestano. Dovremmo calmierare anche le esatto. nostre Si è creato pulsioni. un collo di bottiglia in cui molte merci, molti servizi hanno avuto una richiesta così importante da non poter essere esaudita. E per la regola crudele, ma sempre quella e sempre attuale, della contrapposizione tra offerta e domanda, i prezzi naturalmente hanno queste oscillazioni. Quindi a fronte di una stabilità della quantità di materie prime messe a disposizione, di beni, di servizi, una domanda molto sproporzionata, i prezzi sono aumentati. Come se non bastasse, a ridosso di questa situazione abbiamo visto si è verificata una guerra nel cuore dell'Europa. Questa ha peggiorato, ha aggravato la disponibilità di alcuni prodotti energetici che già avevano avuto un'importante impennata proprio per l'eccessiva domanda. Naturalmente una guerra in paesi nella quale guerra sono coinvolti il paese maggiormente fornitore dell'energia all'Europa, quindi un po' per le difficoltà oggettive e un po' per le sanzioni che sono state applicate, anche il caro, diciamo, di queste materie prime ha avuto un'ulteriore impennata e questo ha fatto sì che poi a cascata si innescasse un periodo di inflazione così forte che probabilmente non finirà domani e sta causando dei seri problemi. A questo si aggiungono appunto i valori energetici che sono aumentati, esatto. Il gasolio e tutto quello che ne consegue. Per fortuna ci sono dei provvedimenti tampone da parte dello Stato che sono intervenuti, però questa è la situazione. Poi vediamo, chiedo alla regia se anche mettiamo un po' in onda delle slide. Così lei ci illustra bene quali sono gli step successivi e cosa possono fare anche i cittadini poi tra l'altro. Prego. Allora, prima di tutto, quando abbiamo un'inflazione così alta abbiamo... Quindi i rimedi quali possono essere sostanzialmente? Sì, oltre ai rimedi farei una precisazione, per esempio, come ci dice la slide. L'inflazione non colpisce tutti nello stesso modo, perché tutti noi abbiamo una certa disponibilità di denaro che più o meno ha comunque dei limiti, è relativa alle nostre disponibilità, e se questa disponibilità di denaro viene, come dire, si rende necessario utilizzarla tutta per l'acquisto di beni e servizi, o addirittura non basta, ecco dunque che quelle persone che hanno una disponibilità di denaro che è sufficiente o appena sufficiente ad avere un tenore di vita normale, semplice, modesto, e cioè l'approvvigionamento dei beni e dei servizi di prima necessità, e devono addirittura ridurli perché hanno la stessa disponibilità di denaro, ma quei beni costano così tanto che da una parte o dall'altra devono fare delle rinunce, ecco fatto che la qualità della vita per questa fascia di persone peggiora sensibilmente, cosa che non avviene naturalmente per le fasce sociali che hanno una disponibilità di denaro maggiore, magari possono rinunciare a
delle cose più superflui, meno necessarie, ma naturalmente hanno una disponibilità di denaro che è sufficiente all'approvvigionamento dei beni di prima necessità. Ecco, questa distinzione è molto importante, perché se da una parte si può rinunciare a una vacanza in meno, dall'altra, se la disponibilità di denaro è limitata, è modesta, si deve cominciare a rinunciare anche a quei beni di prima necessità. E quindi abbiamo visto anche la diminuzione di determinati acquisti, di determinate spese proprio per quanto riguarda i beni, come dicevo, di prima necessità. Mi è arrivato un messaggio. Mi hanno venduto un frigorifero le cui caratteristiche sono diverse da quelle esposte nel cartello esposto al momento dell'acquisto e di cui ho fatto la foto. Capacità inferiore del freezer e frigo. Non me lo cambiano perché quello che ho ricevuto è il prodotto che ho indicato nella sede. Che fare? Allora, qui rispondiamo a questa cosa che esula un po' dal nostro discorso. Quando vedono associazioni di consumatori, va bene, ricettacolo di problemi. Ha acquistato un frigorifero, do per scontato che sia stato acquistato in una sede commerciale, certo, sì, quindi sì. ha diritto a determinate garanzie. Se il frigorifero ha un malfunzionamento o non corrisponde alle caratteristiche del prodotto che ha acquistato, naturalmente non c'è in questo caso la possibilità di dire vabbè, questo frigorifero non corrisponde alle mie aspettative e lo voglio dare indietro o non mi interessa più. Bisogna vedere nel contesto, appunto, naturalmente se c'è un malfunzionamento o le caratteristiche del frigorifero non sono quelle che danno appunto un servizio, c'è la garanzia, questa è la garanzia legale per 2 anni e quindi penso che sia come il discorso, io leggo nell'etichetta esposta in vendita maglione in cashmere, poi lo porto a casa, guardo l'etichetta e mi accorgo che in realtà non è cashmere ma è cotone. A quel punto dico io sono stato tratto in inganno perché là c'era in negozio, c'era l'etichetta maglione in cashmere, poi mi accorgo guardandolo a casa che è cotone, che cosa faccio? Glielo riporto indietro? Oddio, se la cosa è così palese probabilmente sì, ci sarà pure la possibilità di cambiare il prodotto. Chiedo l'aiuto anche di Giovanna che è più esperta di me in questo settore, però voglio dire, dopo magari passiamo il frigorifero, eccolo, si vede. Certo, e dopo magari chiediamo alla Presidente Capuzzo perché ci farà anche un rapidissimo corso informazione per quel che riguarda poi il discorso degli sconti, del cosiddetto Black Friday, eccetera. Abbiamo la pubblicità che incombe, torniamo tra poco insieme così lei finisce il discorso anche dell'inflazione, conseguenze e attenzioni da porre. Tra poco.